Estensione del ticket d'accesso ai veneti. Il candidato sindaco di Venezia per il centrodestra Simone Venturini non la esclude, con l'idea di aumentare la tariffa massima oltre 10 euro per ridurre il turismo giornaliero da un lato e dall'altro raccogliere maggiori risorse per ottimizzare i servizi ai residenti, con un focus su trasporti e rifiuti, idea sulla quale torna il sindaco uscente Luigi Brugnaro, boccia la proposta di far pagare l'ingresso in città ai veneti. I veneti secondo me non devono pagare, devono prenotarsi e poi ci devono essere delle regole più stringenti. E va oltre, rilancia l'idea dell'ingresso in città superando previa registrazione dei varchi quali i tornelli. Un domani, se fare i tornelli perché con la schedina tu passi, fa bip, se verse, vai avanti e indietro quanto vuoi. Secondo me in futuro i veneti è l'unica cosa che dovranno fare, prenotarsi in quelle giornate. Penso che sia il minimo della pena. Io sono di Mogliano, ok? Non sono veneziano, per cui non avrò. Se i veneti pagano, pagano anche a me, ok? Non credo sia il caso che paghino, non mi sembra un bel segnale. Secondo me i veneti, i veneziani, i veneti e tutti quelli che hanno diritto entrano gratis, quanto vogliono e dove vogliono. Poi come sarà, come si evolverà nel tempo, si vedrà. C'è chi parla di un biglietto unico, chi vuole togliere del tutto, beh, dice non serve a niente. Ma non è vero che non serve a niente, perché abbiamo dimostrato al mondo intero la delicatezza di Venezia. E che dire della proposta di una carta dei servizi il cui costo comprenda anche, non soltanto, l'ingresso ai musei, già avanzata dall'avvocato mestrino Alessio Vianello dell'Associazione Futuri di Venezia. Ma non va bene a 35 euro, deve essere molto più alta, perché solo il museo costa 35 euro. Era Vianello quello però. Vianello, bravo, te capivo. Era Vianello quello, mi non so, viene scritto Vianello qua, scritto Brugnaro. Infine torna a spiegare perché venerdì prossimo tornerà il contributo d'accesso in città. Abbiamo anche fatto cassa con qualche milione, fatalità, ma non era quello l'obiettivo. L'obiettivo è quello di far capire al mondo intero che la città è delicata. Veneti e veneziani che anche quest'anno saranno esentati dal pagamento di questo ticket, ribadisce infine. I veneti non pagano niente. I veneti non pagano niente.